Pensiero del giorno. Lunedì 26 agosto. Sempre, subito e con gioia. Alzarsi al mattino e dire solo questo: amerò per primi tutti coloro che incontrerò in questa giornata. Questo e quello, sempre per primi, sempre per primi, sempre per primi. Essere sempre il primo ad amare. Che vita meravigliosa! Rinvigorisce, mette in circolo tante grazie perché, d'altra parte, l'amore attira lo Spirito Santo, ci carica di una luce immensa. È quello che dice Gesù: se uno mi ama, io mi manifesterò a lui. Giovanni, capitolo 14, versetto 21. Amare il fratello significa, infatti, amare lui, che si manifesta sempre con la sua luce. Allora piovono tante grazie che ci fanno sentire felici alla fine della giornata, anche se magari siamo stanchi. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova, pagina 59. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.